Buonasera a tutti e benvenuti in una nuova puntata del Salotto di Pamela, in questo spazio meraviglioso realizzato in modalità totalmente sostenibile ed ecologica. Saluto anche gli ospiti che sono venuti a trovarci, grazie di cuore appunto di aver accettato il nostro invito per poterli intervistare e soprattutto anche poterli conoscere. Saluto anche i brasiliani che ci stanno guardando direttamente in streaming in questo momento, direttamente dal Brasile. Saudações a todos os brasileiros que estão olhando para nós nessa noite maravilhosa e un beijo, un abbraccio para todos vocês. Partiamo con la presentazione degli ospiti. Abbiamo qui con noi Daniela Molitierno. Lei è consulente di nutrizione e integrazione alimentare che accompagna, pensate, le persone in percorsi dedicati alla forma fisica e all'equilibrio alimentare. Buonasera signora Daniela. Buonasera Pamela, grazie. Buonasera a te. Poi abbiamo Claudio Rigo, direttore commerciale e chimico farmaceutico di Aloe Regina Flore, un'azienda, pensate, italiana che sviluppa cosmetici e prodotti per il benessere a base di aloe vera. Buonasera signor Claudio. Buonasera Pamela, buonasera a tutti. È con noi poi Roberto Giuffre della pasticceria Milady di Marghera, una realtà, pensate, conosciuta per la qualità della sua pasticceria e per la passione che mette soprattutto nel suo lavoro. Buonasera signor Buonasera Roberto. Pamela, buonasera a tutti. Poi oggi con noi abbiamo un ospite davvero speciale. Lei è Ginevra, ha 9 anni e pensate il suo sogno nel cassetto è fare equitazione. Buonasera Ginevra, Buonasera. È un piacere averti qui con noi. Grazie anche per me. Amore. Bene, pronti per cominciare? Partiamo con la prima domanda a Daniela Molitierno, come vi ho detto prima, consulente di nutrizione e integrazione alimentare. Bene Daniela, partiamo un po' dall'inizio, no? Dal suo percorso. Che cosa l'ha portata ad occuparsi proprio di nutrizione e benessere? Allora, diciamo che questo percorso è nato grazie a mia mamma. Circa 11 anni fa la mamma si ammala di una malattia, quindi ha avuto un grosso problema di salute e attraverso il percorso che abbiamo fatto con lei, ospedali, medici eccetera, ci siamo avvicinati appunto a che cos'era l'integrazione alimentare. E questo percorso mi ha portato a me in primis a capire anche un po' come funziona un corpo umano, perché un corpo apparentemente sano all'improvviso si ammala, e ho iniziato anche un po' a studiare, a documentarmi e grazie alle persone che seguivano la mamma abbiamo proprio iniziato questo percorso con lei. Ok, oggi si parla proprio anche di alimentazione, parlando appunto della mamma. Spero che appunto oggi sta meglio, Oggi sta bene, certo. Bene. E si parla appunto molto di alimentazione sana, no? Quanto conta davvero ciò che mangiamo per il nostro benessere quotidiano, secondo te? Parlando anche del discorso della mamma, certo, quando ha passato quel brutto periodo. Allora, oggi è importantissimo e fondamentale più che mai, perché purtroppo oggi quello che noi portiamo sulle nostre tavole è molto impoverito, non per colpa nostra, ma perché l'alimentazione di oggi è molto processata. Di conseguenza non riusciamo più a integrare quello di cui il nostro corpo necessita. Quindi noi troviamo sulle nostre tavole tantissimi eccessi e anche tantissime carenze, quindi magari noi abbiamo delle carenze alimentari di cui non sappiamo neanche l'esistenza, ma questo ci comporta ad avere delle sintomatologie che ci portano proprio anche ad avere dei malesseri quotidiani. Per esempio adesso anche gli Stati Uniti d'America finalmente hanno cambiato la piramide alimentare, quindi l'hanno proprio invertita e anche loro hanno capito che alla base di tutto serve soprattutto l'idratazione, l'attività fisica che è molto importante e gli integratori, l'integrazione. Oggi infatti l'integrazione non è più una scelta, una volta era un po' una moda, ma è diventata una necessità. Senza l'integrazione oggi rischiamo di dare al nostro corpo delle carenze che poi non riusciamo magari neanche più a recuperare. Io li chiamo un po' i nostri avvisi di malessere, come quando si accende la spia nella nostra automobile, la portiamo subito a far vedere prima che possa peggiorare. Ecco, il nostro corpo funziona esattamente come un'automobile. E quando è che capisce che il corpo di una persona sta peggiorando? Cioè quando è che vengono da lei a chiederle aiuto soprattutto? Quando è già tardi, nel senso che quando hanno già queste sintomatologie, perché diciamo che è importantissimo l'informazione, quindi anche la prevenzione è molto importante. Io sto lavorando molto anche proprio sull'informativa, quindi informare le persone
che è meglio venire da me prima che possano avvenire queste cose, proprio per evitare di ammalarsi poi. Ok, grazie mille signora Daniela, dopo comunque approfondiremo ancora di più su questo discorso. Ora passiamo la parola a Claudio Rigo, direttore commerciale di Aloe Regina Flore e soprattutto anche chimico farmaceutico. E pensate, un'azienda italiana con oltre 500 clienti, dove cui Claudio ha inventato questi prodotti a base di aloe che veramente servono sia per il corpo, per la pelle e anche per la mente, no? Direi, no? Perché fa bene a tutto. Aloe. Partiamo un po' dall'inizio, no? Signor Claudio, lei è stato qui da me qualche mese fa, ci ha raccontato un po' il suo percorso, di come è iniziato appunto questo, a realizzare, a innamorarsi di questa bellissima pianta chiamata aloe. Per chi ancora non la conosce, vuole parlarci un po' di come è nata questa sua passione? Sì, la mia passione è sempre stata presente per la pianta dell'aloe da tanti anni. Per tanti anni, per 60 anni, ho fatto il chimico farmaceutico, quindi mi interessavo della preparazione di steroidi, di cortisonici e antibiotici. E poi, dopo 60 anni di questa storia, ho detto voglio cambiare un po' e vedere la pianta. La pianta perché? Perché gli ultimi 30 anni li ho trascorsi nelle Canarie, dove la pianta è locale ed è endemica, quindi c'è dappertutto. Sì. E molti lavorano proprio con questa pianta. Fanno integratori, fanno creme, certo. L'aloe serve un po' per tutto. E quindi ho detto qualche anno fa voglio toccare con mano, fare qualcosa anch'io. Sì. E quindi mi sono alleato con un'azienda del sud Italia che coltiva attualmente l'aloe. Non sono molti le coltivazioni in Italia per adesso, ma nel sud c'è qualcuno che ha cominciato a coltivare sfruttando il sole e il calore che c'è, fa più caldo, no? C'è del sud, sì, esatto. Okay. Per cui ho detto, se ho la pianta buona, coltivata, tenuta, osservata come stanno facendo da anni questi signori, è quella che mi serve per fare i prodotti più buoni. Quindi diciamo ho cominciato a preparare alcune creme a base proprio da mettere sulle pelle naturalmente. E poi ho fatto anche un prodotto dell'aloe che è il succo, io lo chiamo succo di aloe, cioè che si beve e quindi... Che è anche il vostro prodotto più venduto? Anche, è il più venduto perché è il più apprezzato, perché è riuscito bene. E diciamo che mette a posto il corpo, l'organismo, no? Sì, dallo stomaco, l'intestino, eccetera. Le persone si sentono bene, molti hanno problemi allo stomaco. Certo. Lo sapevo, ma adesso lo vedo. Quindi prendendo questo aloe per diversi giorni mi rimediano abbastanza bene. Infatti alzo già la mano anche perché è un prodotto che ho provato anch'io, il succo aloe, e ogni giorno mi ha aiutato tantissimo, soprattutto anche il reflusso dello stomaco, quando sentivo magari mangiavo un po' di più, magari mangiavo tardi e quindi vai a letto con lo stomaco veramente appesantito. E il succo veramente è uno dei migliori che abbia mai bevuto, soprattutto lasciando stare quelli che compri in supermercato non c'entra assolutamente niente. Non c'entrano niente perché questo è il succo vero, è come prendere una foglia di questa pianta e schiacciare il liquido dentro alla bottiglia. Cioè questo è il segreto della bontà del mio succo. E cosa lo rende invece diverso rispetto ad altri succhi che compri? È proprio questo voglio proprio... È diverso perché è lavorato a chilometro zero, cioè la fabbrica che produce la bottiglia, che riempie la bottiglia, eccetera, no? È a 100 metri dalla coltivazione dell'aloe. Quindi l'aloe viene preso, se ne prende una quantità tale che serve in giornata, che si lavora in giornata, e per il lavoro di domani si deve prendere domani mattina un'altra dose di foglie di aloe. Ecco, e questo è un trucco molto importante perché
l'aloe si degrada molto facilmente. Lei taglia una foglia di queste, Sì. ecco, per 1 o 2 ore ha la stessa, i principi attivi rimangono là. Cioè, dopo 2 ore cominciano a degradare. Okay. E quindi degradando vuol dire che producono altri prodotti chimici che non c'entrano con la funzione sul perde le sue nostro corpo, proprietà, no? perde le proprietà e poi anche cambia il sapore. Molti dicono: ah, ma io non prendo l'aloe perché è cattivo, ho già aspro, provato, no. mi dà fastidio, eccetera. No, dico, prova il mio. Quasi sempre, Sono d'accordo. diciamo, ho fatto il centro, cioè dico, ma il tuo aloe è più buono non perché sono bravo, è perché lo lavoro naturale, no? in un Si certo sente, modo, si sente, sì. nel modo più giusto possibile. Perfetto. Quindi da qualche anno ho cominciato a fare questa attività, ho cominciato a distribuirla prima ai conoscenti, familiari, naturalmente anche a me stesso. Un certo grado di cognizione ce l'ho, ecco, perché facendo medicinali, no, si può capire certe reazioni, e ho visto che la gente lo apprezza. Viene apprezzato il lavoro mio, cioè che sono le pomate, eccetera, è molto apprezzato. Posso dire un esempio, no? Qualcuno alle 2 di notte mi sveglia col telefono, dico: cosa è successo? C'era qualcuno che ha bisogno, eccetera. Dico: cosa è successo? Niente, tu quel comfort che mi hai dato, quella bottiglietta là, l'ho messa su dolori alla schiena, non ero capace di dormire, proprio non ce la facevo. Ho provato le pomate dei medici, dico, ma è tanto tempo che ho questi dolori. Ho provato la tua perché dico, voglio provare anche questa, e ci sono risuscitato. Dovevi provarla prima, io ho detto, un'altra volta impara. Esatto. Se io ti dico che una cosa fa bene, vuol dire che fa bene, io metto la faccia su quello che dico. Bravo, ecco, bravo. Quindi... Sarebbe anche un ottimo consiglio anche per Daniela, magari, visto che segue appunto il cliente e consulente, potrebbe anche integrarlo magari anche nella vita quotidiana dei clienti, no Daniela? Sì. Perché aloe sgonfia la pancia e quindi aiuta. Bene, poi comunque parleremo la seconda tranche, perché le persone dovrebbero avvicinarsi per la prima volta ai prodotti a base di aloe. Dopo ce lo scopriremo. Passiamo a Roberto Giuffre, come vi ho detto prima, della pasticceria Milady di Marghera. Una realtà veramente incredibile, perché diciamo è tanto parlato questa pasticceria, no? Tanto amata, direi. Ripiacere parlare insieme a lei, al signor Roberto. Intanto partiamo un po' dall'inizio, no? Come è nata la sua passione per la pasticceria? Allora, buonasera a tutti. Sono Roberto Giuffè, non Giuffre, ma mi chiamano Giuffè. Sì, ma mi chiamano Giuffre perché io quando ero giovane ho aggiunto la R di Marghera, perché io sono di Marghera, e quindi ho trasformato il mio nome, che era Giuffè, in Giuffre. Quindi questo è un dettaglio importante, perché a me mi chiamano Giuffre tutti, anche sui documenti. Quindi preferisce che la chiamo Giuffè? No, Giuffre, io sono Giuffre. Ok. Era solo un dettaglio, perché okay. ho messo sta R e la gente non capisce se sono Giuffre, Okay, è una cosa in più. Perfetto. Però è importante perché noi di Marghera abbiamo la R un po' particolare. Ok. Ecco, questo era il dettaglio. Mentre nel mondo della pasticceria, il mondo della pasticceria ho cominciato a 14 anni, sono andato a lavorare grazie a mio padre, che mi ha preso per le orecchie e mi ha portato da mio zio, che aveva una pasticceria a Padova, e mi ha detto: devi imparare un mestiere, perché a me non piaceva tanto studiare, ero un po' monellaccio. Allora mi ha detto: tu vai dallo zio, mio zio Ivano aveva una pasticceria a Padova, faceva tutti i tipi di dolci, sia dolci del sud, del nord, era molto completo, e io sono andato a lavorare da lui. A un certo punto ho cominciato a cambiare per imparare sempre più cose, ho cambiato diversi posti, ogni posto che andavo imparavo cose nuove. Quando andavo al mare, andavo nelle località a vedere la pasticceria siciliana, calabrese, a Napoli, cioè, mi sono sempre fatto una cultura di tutto quello che è la pasticceria italiana. Ho studiato tanto dei libri che compravo nelle location dove frequentavo, e mi sono sempre impegnato al massimo per dare novità, innovazione, fino a un certo punto che è nato un prodotto da noi che
ci ha spiazzati completamente, ho dovuto momentaneamente sospendere la produzione dei soliti dolci classici, mignon, torte, qualsiasi prodotto che facevamo prima, perché questo prodotto ha preso il sopravvento. Questo prodotto si chiama il margherino e praticamente colpa di questo prodotto, colpa da una parte per fortuna da un'altra, abbiamo dovuto cambiare tutto il sistema, la lavorazione, abbiamo assunto ancora gente e adesso stiamo ampliando le strutture perché ne vanno via sempre di più. E quindi ci stiamo attrezzando per ritornare a fare anche quello che facevamo prima, ma lo staff è al completo per fare solo quello, la gente si arrabbia perché non trova più quello che trovava prima, ma non abbiamo più la potenza di fare quello che si faceva prima perché questo ha preso sopravvento, come dicevo prima, e adesso ci stiamo attrezzando per fare qualcosa di bello, facendo delle collaborazioni con altre aziende e per poi tornare alla normalità piano piano, perché l'impegno è grosso, però riusciremo sicuramente entro l'anno. E cosa l'ha portata a far parte della pasticceria Milady? E mia moglie si chiama Milady, Ok. quindi il nome della pasticceria deriva da mia moglie che si chiama Milady, quindi siamo partiti io e lei nel 2004, abbiamo aperto questa pasticceria che era già esistente da più di 35 anni circa, e siamo partiti piano piano, abbiamo mantenuto la linea che avevano quelli della vecchia gestione, abbiamo aggiunto piano piano tutti i prodotti che ho imparato a fare negli anni, nelle varie location in giro per l'Italia. Okay, ho collaborato anche con delle persone importanti nel mondo dello spettacolo, ho fatto diverse, una volta facevamo anche catering, facevamo cose che non facciamo più per scelta dopo il Covid. Avevamo una somministrazione in negozio di superalcolici, alcolici, tazzine, abbiamo un po' cambiato le cose perché abbiamo tolto l'alcol, quindi abbiamo fatto una scelta, importante perché siamo no alcol, quindi abbiamo tolto tutto quello che era l'aperitivo, piuttosto controtendenza, perché adesso va tanto, ma noi abbiamo tolto. Abbiamo eliminato le tazzine perché per noi era ingestibile, ok? Quindi con il Covid abbiamo provato a togliere queste tazzine perché era più semplice, noi non tocchiamo quello che il cliente ci chiede, cioè noi praticamente consegniamo. Le casse sono al 95% automatiche, quindi ci sono, abbiamo cambiato il sistema, abbiamo inserito questi metodi di pagamento automatici, abbiamo inserito adesso un looker, così la gente è più comoda, compra, paga tutto bancomat. E poi ci saranno delle sorprese, abbiamo messo un distributore automatico per accontentare i clienti al pomeriggio che erano arrabbiati perché trovavano chiuso. Noi abbiamo deciso di chiudere l'attività il pomeriggio per dare un benefit ai dipendenti, quindi questo è un benefit aziendale in tutti i sensi. E qual è invece il segreto per realizzare appunto una pasticceria artigianale come la vostra ad oggi? Il segreto è stato prendere tutti i più bravi pasticceri che c'erano nei paraggi, nel veneziano, fare una squadra vera e propria e mettere insieme le ricette e togliere alcuni prodotti che non andavano bene, cercando di eliminare anche prodotti, come diceva la collega, dei prodotti che non fanno bene. Okay, sappiamo che tutti i prodotti dolciari non fanno bene, quindi io consiglio a tutte le persone che ci seguono di fare colazione in pasticceria solamente una volta alla settimana, perché quello che andiamo a mangiare ci sta, ma una volta alla settimana, soprattutto il margherino che è fritto. Poi abbiamo inserito il margherino al forno che è più leggero e quindi anche se ne fanno 2 volte a settimana, però è sempre una volta a settimana, secondo me il dolcetto ci sta. Io so che ci ha preparato anche delle prelibatezze che dopo andremo a vederle perché sono ancora... Sono appena arrivati perché li abbiamo praticamente finiti, oggi siamo chiusi perché è domenica, li abbiamo presi nel distributore, abbiamo fatto un acquisto interno e siamo praticamente agli sgoccioli perché oggi c'erano 165 scatole circa e abbiamo preso le ultime adesso che vi ho portato, quindi abbiamo svuotato, adesso da remoto lo chiudiamo. Perfetto, grazie mille Grazie Roberto. Pamela, grazie. Grazie a lei. Passiamo a questo ospite veramente speciale, come vi ho detto prima, Ginevra, con 9 anni, e lei fa equitazione.
Sì. Ginevra, puoi parlarmi un po'? Io so che prima, mi hai detto prima in privato, che facevi danza. Sì, facevo danza, però già da piccola avevo la passione per i cavalli. Ok. E già da piccola mi portavano a fare i giri sui pony Che e bello. così. E mi sono accorta che mi piaceva di più fare il cavallo, anche se mi piaceva lo stesso danza, Ah. e quindi adesso faccio equitazione. E cosa ti piace dell'equitazione? Cosa ti piace tanto che ogni giorno sei così appassionata, sei contenta, non vedi l'ora che la mamma ti porti, il papà ti porti appunto a fare equitazione? Raccontami. Allora, mi piacciono i cavalli, soprattutto perché adesso nel posto in cui vado a fare equitazione mi sono legata a un cavallo che è diventato anche lui il mio amico. E come si diciamo. chiama? È una femmina e si chiama Oksana. Oksana, che bella! E tu gli dai da mangiare a Oksana? No, Ancora no? neanche Ok. ancora. Ma di solito cosa mangia? Il fieno. Il fieno. Beh, una carottina di nascosto. Un giorno potresti dare una carottina a Oksana. Ma spiegami un po', che tu mi hai detto prima anche che ci sono due tipi, no, di monta. C'è la monta inglese e la monta americana. Vai, raccontami. Racconta per chi non sa, soprattutto. Allora, la monta inglese è quella che faccio io, dove dove per esempio quando fai il trotto devi stare su, quindi Ok, è più su. da addominali, con gli addominali. Quindi bisogna avere anche degli addominali forti, no? Invece la monta americana è più, ti lasci più andare, e la monta americana è più... Più sciolta? Sì. Ok, più sciolta. Invece la monta inglese è più rigida, quindi devi tenere gli addominali. E quella americana un po' più sciolta, quindi quelle che vedi tipo un po' nei video ogni tanto che corrono in spiaggia, che ho visto un video anche nel mare, che prendono il cavallo e quindi sono là che balza, morbida. Quindi quella è monta americana. Interessante perché non lo sapevo. Per fortuna oggi mi hai insegnato qualcosa di Anche nuovo. la sella è diversa. Sì? E Perché com'è? la monta inglese non ha il pomello sulla sella, e invece la monta americana ha il pomello, che puoi anche tenerti al pomello. Al pomello, ti tieni stretta. E se anche, vai. e anche le staffe sono diverse, perché la monta inglese ha le staffe più... che ti tengono i piedi più in su. più protetti. Protetti, ok. Invece la monta americana ha i piedi un po' più scoperti. Ok, e se potessi avere un cavallo tutto tuo, come lo chiameresti? Non ci hai pensato ancora? Non ci ho pensato. Tu ci pensi un attimo, dopo me lo dici, ok? Va bene. Va bene. Grazie mille Ginevra, Carino. carissima ospite. Noi ci vediamo tra poco che adesso mandiamo in pubblicità.